Tre categorie vivono con l'arte: gli artisti, i mercanti e i collezionisti. Sidney Yanis disse che l'arte se la sognava la notte, ma tra l'insegnamento e le scadenze con la stampa, il critico, che raramente ha sui muri di casa più di qualche opera ricevuta in dono da amici pittori, non può eguagliare il mercante o il collezionista in termini di tempo speso di fronte a un'opera d'arte. Finisce inevitabilmente per trascorrere più tempo con i libri che ama che con l'arte di cui scrive. Di certo non passerà 30 anni della sua vita a fare colazione ogni mattina di fronte a una map di Jasper Johns o cenando sotto un De Kooning in salotto. Perciò i critici possono rivelare grandi intuizioni su Wittgenstein, Benjamin, Foucault, Derrida, Chomsky o Baudrillard, ma quando si tratta di arte, il vero critico è il mercante. Investire soldi e tempo su un giovane sconosciuto è una critica molto positiva. Ogni singola scelta del mercante è un atto critico e l'insieme degli effetti di queste selezioni determina il corso dell'arte. Ognuno esercita atti critici. Volete vi faccio un esempio di un atto critico esercitato da me personalmente? Io credo, ad esempio, nella produzione pittorica di Joseph Callier. I musei costituiscono inestimabili punti di riferimento attraverso i capolavori delle loro collezioni in mostra permanente e in rare occasioni sono utili pietre miliari quando organizzano importanti rassegne, ma il vero modo per cogliere appieno gli sviluppi dell'arte contemporanea è seguire assiduamente le personali degli artisti in un lungo arco di tempo, decenni dopo decenni. Le gallerie di New York, prese tutte insieme, sono l'autentico museo vivente dell'arte contemporanea. Sono i mercanti a fare le notizie, i critici le registrano e ci scrivono un pezzo, e i musei archiviano quelle più importanti. In un mondo dove la cultura è un prodotto quasi industriale, dove i musei sono grosse imprese burocratiche, i mercanti d'arte ci riportano al passato, quando a contare era il gusto di una sola persona e non il consenso di una commissione. Quando un principe del Rinascimento sceglieva un pittore per decorare le sue pareti, o un mecenate sceglieva un poeta per dargli la sua protezione, ognuno di loro si fidava dei propri gusti. In un'epoca di comitati di revisione, comitati direttivi e supervisori, direttive generali e regolamentazioni, il mercante d'arte è l'ultimo esempio di una libera visione individuale, l'ultimo negozio a conduzione familiare in una cultura di conglomerati, di megastore. Queste erano riflessioni liberamente tratte e integrate da Leo Castelli, l'italiano di Trieste che inventò l'arte in America, Alan Jones, Castelvecchi editore.